Io credo che questo rientri in un tassello che la provincia di Treviso sta perorando da diverso tempo di riqualificazione di tutti i poli scolastici. Grande soddisfazione e pure commozione stamattina a Vittorio Veneto per la posa della prima pietra dell'Istituto di Istruzione Superiore Città della Vittoria. Dalle parole ai fatti ha detto il presidente dell'amministrazione provinciale che sull'importante partita scuola ha già investito oltre 100 milioni di euro. Per il nuovo Città della Vittoria l'impegno supera gli 11 milioni e per Vittorio Veneto e i suoi studenti si apre un nuovo capitolo. La scuola che nasce, abbiamo visto già dei progetti, avrà tutte le caratteristiche che possono avere le scuole nuove, quindi sarà molto funzionale e andrà ad arricchire il parco che è già disposto in questo luogo qua di altri istituti scolastici. Un polo scolastico di qualità con soluzioni progettuali e impiantistiche finalizzate al risparmio energetico. Serviva intervenire perché le scuole oggi devono essere messe a norma sotto il profilo sismico piuttosto che efficientate sotto il profilo energetico e quindi i bisogni del Città della Vittoria hanno trovato in 11 milioni di contributi la possibilità di essere soddisfatti. La scuola sarà pronta in 2 anni e avrà le sembianze e la funzionalità di un vero e proprio campus. Per avere poi la caratteristica di campus vero e proprio è chiaro che nel tempo dovranno aumentare anche i servizi che si danno agli studenti. Verrà elaborata la viabilità interna in modo tale che non si generi più il gregge di studenti ogni mattina che dal centro viene a piedi nelle varie scuole, ma che possono essere consegnati e ripresi in sicurezza. Per chi come il sottoscritto